Ecco, questo primo brano, e poi inizieremo, non vi annoiamo di più, è intitolato Plena sa notte grarore. Perché questo titolo significa la notte è piena del chiarore, ma non della luna, è piena del chiarore delle migliaia e migliaia di fuochi che il 13 gennaio, la vigilia di Sant'Antonio, quello del Porcellino, Sant'Antonio Abate, che da noi si chiama Sant'Antonio di Sufuoco, cioè Sant'Antonio quello del fuoco. La notte del 13 gennaio non c'è paese in Sardegna che non accenda 2, 3, 4, 5 falò, quindi sono migliaia e migliaia di falò. Solo nelle città non li accendono, però allora quelli delle città vengono nei paesi perché sanno che attorno ai falò c'è da bere e da mangiare. E attorno ai falò, dice il poeta, ci sono i contadini, ci sono i pastori, ci sono i ladri, tutti a cantare le lodi del santo. Plena sa notte grarore. Senza